E quanta gente ci sta? Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. L'espressione utili idioti è di conio leniniano, non leninista, proprio leniniano, cioè attribuita a Lenin, che la utilizzava per indicare quegli intellettuali, quei giornalisti, quei viaggiatori, quegli opinionisti occidentali a vario titolo che magnificavano il paradiso sovietico e che funzionavano, diciamo, da agenti della propaganda sovietica in Occidente, ovviamente al riparo delle libertà occidentali, ma portavano acqua al regime della dittatura bolscevica. Ecco, quando oggi diciamo che la sinistra islamista ormai in tutte le sue articolazioni istituzionali, nel partito di maggioranza della sinistra, cioè non sono nelle propaggini estremiste, ormai questa sinistra di gran lunga filo islamista spesso diventa proprio l'utile idiota delle canaglie globali, spesso islamiste. E allora ci viene detto che è un'esagerazione, le anime belle si stracciano le vesti, veniamo additati come noi degli estremisti. Ebbene, poi cosa succede? Succede una cosa veramente curiosa, che è una notizia a tutti gli effetti. Succede che prende parola una di queste canaglie islamiste globali, una delle principali. Parliamo di Ali Khamenei, la guida suprema dell'Iran teocratico, totalitario, che applica all'interno la versione più rigida possibile della Sharia, impicca gli omosessuali, sfracella il cranio alle donne, non solo che non mettono il velo, che mettono male il velo facendo vedere una piccola percentuale di cuoio capelluto, che reprime il dissenso nelle terribili carceri iraniane dove non vale nessun diritto, altro che i giorni passati, i pochi giorni, le poche ore passate agli arresti in Israele degli eroi della flottiglia. Le carceri iraniane sono la tomba del diritto e all'esterno parliamo di un regime che dal 1979, non da ieri, esporta terrorismo globale, anzitutto in Medio Oriente, anzitutto in chiave antisemita, e coltiva la missione apocalittica della jihad universale, no? Questo è Ali Khamenei. Ebbene, Ali Khamenei sui suoi social si è svelato per essere un grandissimo tifoso della flottiglia e di tutto il milieu sinistroso flottigliesco di questi giorni. Ha infatti condiviso una foto dei nostri o dei loro eroi, chiaramente inequivocabilmente le imbarcazioni della flottiglia piene di bandiere palestinesi, e ha scritto: mentre la pagina della storia si volta, tu ti trovi dalla parte giusta. Cioè, questi avventurieri della flottiglia, che peraltro si scopre avevano una quota di aiuti umanitari ridicola al loro interno, che fin dall'inizio hanno animato una missione contro Israele per forzare il blocco navale di Israele, costoro, secondo Ali Khamenei, sono dalla parte giusta della storia. Ecco, se questa riflessione della guida suprema, uno dei più grossi criminali contemporanei, non suscita qualche riflessione, non dico presso i membri della flottiglia, ma almeno presso i membri della sinistra in teoria ufficiale, in teoria politica, in teoria istituzionale, non so quando questo accadrà. Non siamo noi, quindi, sono loro. È Khamenei, cioè il tagliagole in capo, il capo supremo di quel totalitarismo islamista che ha animato il terrorismo antisemita in tutte le sue articolazioni, Hamas, Hezbollah, gli Houthi. È lui che vi definisce i suoi utili idioti, perché per lui siete dalla parte giusta, e d'altronde molti elementi della cronaca pazzotica di questi giorni l'hanno confermato. Anzitutto nella piazza Propal celebrata al giornale unico unificato si sono viste bandiere, sono risuonate parole d'ordine agghiaccianti, compreso uno striscione che inneggiava il 7 ottobre come atto di resistenza. E non è come dire uno striscione di un singolo sbandato, perché tal Maya Issa, leader del movimento degli studenti palestinesi, tra gli organizzatori della Domenica Propal, ha assolutamente confermato
Quello che diciamo sul 7 ottobre è che è stata una delle tantissime date della resistenza palestinese, un pogrom, un atto tecnicamente nazista, una delle tantissime date della resistenza palestinese. È gente con cui i compañeros della sinistra erano in piazza gomito a gomito, e tolto singole lodevoli eccezioni, tra cui dobbiamo dire Arturo Scott, uno dei parlamentari che erano a bordo della flottiglia, da cui si differenzia tutto, ma che almeno ha condannato questo striscione. Ma non c'è stata un'indignazione collettiva della comunità di sinistra che abbia detto questa Maya Issa non ci appartiene, non è roba nostra. Invece c'è un flirt quotidiano con gli ambienti filoislamisti. C'è un'intolleranza ormai diffusa, che ormai vedete anche nei talk TV. Solo in un giorno abbiamo visto ormai quella che è la Madonna Pellegrina della sinistra filoislamista, Francesca Albanese, alzarsi da uno studio televisivo e andarsene solo perché Francesco Giubilei ha nominato la senatrice Segre e l'opinione che ha sull'utilizzo, o l'utilizzo errato a suo giudizio, della parola genocidio riferita a Gaza. L'albanese al suono Segre se n'è andata, si è alzata e se n'è andata, sfregiando una storia personale e collettiva che rimanda ad Auschwitz, rimanda alla ferita purulenta infetta del Novecento. C'è stato poi il caso più comico, ma comunque altrettanto intollerante, di Telese, che voleva zittire Capezzone in una appunto confronto televisivo, e infine ha lasciato lo studio perché le ragioni degli altri non vanno ascoltate. È un po' l'idea del dissenso che ha l'Ayatollah Khamenei, passando ovviamente dalla parodia alla tragedia. Ma al di là di questi singoli frammenti, tutto questo milieu pseudo-progressista, in realtà iperoscurantista, in realtà a braccetto delle canaglie islamiche globali, è l'utile idiota di lor signori. Ce lo dice l'Ayatollah Khamenei. Fateci almeno di fronte a questo qualche riflessione. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un manifesto